La trasmissione è offerta da Corpo Vigili Notturni, il tuo partner per la sicurezza. Argomento d'obbligo per Economai FVG, la trasmissione di Telefriuli dedicata all'approfondimento dei temi dell'economia, della mia, della nostra economia, dell'economia delle famiglie, delle persone, delle imprese del Friuli Venezia Giulia. Argomento d'obbligo perché non si può non parlare del decreto sostegni. È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 44 articoli, ma soprattutto 32 miliardi di euro, l'intero scostamento di bilancio autorizzato dal Parlamento. E di questi 32 miliardi, i due capitoli più corposi sono per il sostegno alle imprese, ai professionisti, alle partite IVA, ben 11 miliardi, e al mondo del lavoro, 9 miliardi di euro. Apriamo con una buona notizia. Da poche ore sul sito dell'Agenzia delle Entrate c'è il modello da compilare per chiedere l'erogazione di questi contributi che sono a fondo perduto. Commenteremo il decreto, commenteremo e analizzeremo i provvedimenti insieme a due amici di Telefriuli, che sono il presidente della Camera di Commercio di Pordenone e Udine, Giovanni D'Apozzo. Grazie per aver accettato il nostro invito, Presidente. Buongiorno a voi. E il presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Udine, Alberto Maria Camillotti. Buonasera a tutti, buonasera Direttore. Presidente Camillotti, allora, una buona notizia. Alle parole sono seguiti i fatti, Draghi l'aveva detto, contiamo di essere pronti con la piattaforma entro fine mese e contiamo di partire con il pagamento dei contributi alle imprese l'8 aprile. L'obiettivo, dice Draghi, è di immettere nel mondo dell'economia italiana 11 miliardi entro il mese. La pubblicazione veramente da poche ore sul sito dell'Agenzia delle Entrate dello schema di domanda è un buon segnale, è d'accordo? Sì, sono d'accordo, è un buon segnale. È un segnale però che allora, la pubblicazione del modello di compilazione va bene, aiuterà tutti quanti a compilarlo, potremo predisporlo dal 28 mi pare di marzo fino alla fine del mese di maggio, quindi ci sarà una finestra temporale di 2 mesi e le notizie di stampa dicono che già dall'8 di aprile chi avrà compilato la domanda potrà ricevere direttamente sul proprio conto corrente l'importo che dovrà essere calcolato e indicato in questa dichiarazione che va spedita telematicamente all'Agenzia delle Entrate. Bisogna dire che le modalità alternative di fruizione di questo contributo sono due, o un utilizzo diretto attraverso l'erogazione di contributo cash sul proprio conto corrente, oppure il contribuente può scegliere di utilizzare il credito derivante da questa, il credito, come una sorta di credito d'imposta, quindi in compensazione con altri versamenti tributari che dovesse essere impegnato a fare nei mesi successivi. Questa è una scelta del contribuente. Su questo decreto sostegni e su questo contributo a fondo perduto vanno dette un paio di cose, se posso, vado oltre la domanda che mi hai fatto specificatamente. Allora, la prima cosa è che finalmente è stata eliminata una cosa molto antipatica che era riferimento ai codici Ateco. Oggi potranno beneficiare di questo contributo tutti coloro i quali hanno avuto un calo del fatturato di almeno il 30%. Dopo vedremo tecnicamente come si calcola questo 30%. Spiegheremo nel dettaglio il meccanismo perché c'è stata una comunicazione che ha indotto in errore più di qualcuno. Assolutamente. Però la cosa importante è che non c'è più riferimento a un codice Ateco, quindi tutte le partite IVA, imprese, professionisti che abbiano meno di 10 milioni di euro di volume d'affari nel corso dell'anno 19.
Per la categoria che rappresento, ma penso per tutti i professionisti iscritti in ordine, questa è una vittoria anche politica, perché come avevamo detto essere stati gli unici soggetti, cioè i professionisti iscritti in albi professionali tutelati dallo Stato stesso, nei precedenti ristori eravamo stati le uniche categorie escluse dai contributi, quindi questo è già un fatto positivo. Ricordiamo che l'ha detto proprio in questo studio. Sì. Che era una cosa che effettivamente non teneva nel sistema, perché ci potevano essere professionisti, quindi partite IVA, non iscritte in albo e hanno preso il contributo, professionisti iscritti in albo no. Questa era una stortura del sistema che adesso è stata compensata. Abbiamo detto cosa? Limite dei 10 milioni, un contributo fisso pari a un minimo di 1.000 euro per le persone fisiche, minimo di 2.000 euro per gli altri soggetti, meccanismo di calcolo. Aspettiamo però, andremo dopo al meccanismo di calcolo, perché lei ha parlato di uno dei due punti sui quali si sono concentrate le analisi in questi giorni. Bene, l'eliminazione dei codici Ateco da Pozzo. Secondo punto, però i fondi sono insufficienti. Qual è la sua analisi? Ma è corretto quello che ha evidenziato il Presidente Camillotti. Le positività sono appunto state appena citate ed era quello che avevamo chiesto anche come rappresentanza del mondo delle imprese del terziario. Di certo le risorse sono delle risorse insufficienti, perché la platea delle imprese che sono state danneggiate, ed usiamo un eufemismo perché danneggiate è troppo poco, sono centinaia di migliaia, e quindi alla fine quella che sarà la media del contributo che arriverà, ben venga, ma sarà limitato a qualche migliaia di euro. La stima dell'Agenzia delle Entrate mi sembra che sia di 2-3 mila euro, non mi ricordo. E quindi l'ammontare per aziende che hanno dovuto chiudere le loro attività e che sono tuttora chiuse. Ricordiamoci che noi siamo in lockdown da metà marzo e probabilmente andremo ad aprile inoltrato, anche se c'è già la previsione di ulteriori interventi a sostegno delle imprese colpite, ma diciamo che ci si aspettava decisamente degli importi più consistenti, perché ci sono intere filiere che sono veramente in grossissima difficoltà di rimanere sul mercato. Posso interrompere solo un attimo per ricordare due numeri, perché abbiamo detto 11 miliardi che saranno immessi nel sistema, ma a fronte di un calo dei consumi di 130 miliardi di euro. E vorrei vedere un attimo insieme il cartello 12, che è molto emblematico, perché il Friuli Venezia Giulia, per parlare delle cose di casa nostra, ha avuto un calo dell'imponibile IVA del 20,3% ed è la seconda regione in Italia per calo di imponibile IVA dopo la Sardegna. Presidente D'Apozzo. Sì, sono dati di alcuni giorni fa sul Sole 24 Ore, noi siamo, dopo la Sardegna, quella che ha registrato il calo maggiore di oltre il 20%, e quindi questo comporterà anche all'interno del bilancio della nostra regione chiaramente dei numeri che non saranno di certo positivi, perché sappiamo benissimo il rapporto diretto fra bilancio della regione e trasferimenti di quelli che sono le quote parte di imposte dirette e indirette, ma detto questo evidenzia che la nostra regione è stata colpita in modo molto forte. Il primo perché è una regione a grande vocazione turistica. Mettiamocelo in testa, questa regione ha due driver importantissimi. Uno è il manifatturiero che esporta, siamo tra le regioni in proporzione chiaramente a siamo sempre in testa fra le regioni italiane. Delle performance di esportazione, e l'altra è il mondo, io lo chiamo dell'ospitalità, perché turismo è riduttivo, perché nell'ospitalità c'è il turismo, ci sono gli alberghi, i ristoranti, le attività culturali, c'è il commercio, c'è tutto, c'è l'agricoltura, c'è l'agroalimentare, c'è tutto un mondo che è importantissimo. E poi si parlava prima con l'amico Camillotti, giustamente c'è una parte che magari non viene tanto considerata, però forse questo dato lo evidenzia, di essere una zona di confine con l'Austria, confine con, siamo la porta per due mondi, quello dei Balcani e quello del Centro Europa.
E quindi questo ci porta ad avere un'attività di commercio quotidiano, anche commercio non solo a dettaglio ma commercio all'ingrosso, che è molto importante e che è sempre evidentemente sottostimato. Quindi questi dati ci fanno capire... Per cui nel momento in cui si chiudono i confini la domanda crolla. Esatto, è quello che diceva il Presidente Camillotti. E questo evidenzia come per la Regione sia importantissimo il terziario nella sua complessità, perché poi nel terziario ci lavorano i trasporti, ci lavorano i professionisti, cioè è veramente il settore che crea un indotto molto diffuso e molto ampio. È il settore nel quale viene concentrata la domanda, la spinta propulsiva della domanda sul mercato. A fronte di questi numeri che abbiamo tentato di sintetizzare, Camillotti, il decreto sostegni, quali meccanismi prevede per la determinazione del sostegno alle imprese? Allora, al fine di determinare il contributo che ogni impresa potrà richiedere, bisogna fare una valutazione sulla differenza fra la media mensile del fatturato 2020 rispetto alla media mensile del fatturato 2019. Per cui io prendo tecnicamente il mio fatturato 2020, lo divido per 12, prendo il mio fatturato 2019, lo divido per 12, se la differenza fra questa media mensile è superiore al 30%, non 33% come il decreto precedente, quindi se questa differenza è superiore al 30%, allora mi spetta un contributo che è parametrato al volume d'affari sviluppato nell'anno precedente. Valutando la media mensile del fatturato, dire che prendo il 60% della perdita mensile di fatturato vuol dire che prendo il 5% di quella perdita, per usare la percentuale più alta, che è quella del 60%, dedicata alle partite IVA col fatturato più basso. Se parliamo invece del numero più alto, cioè il 20% dedicato alle partite IVA che vanno dai 5 ai 10 milioni, dividendo 20% su 12 mesi viene 1,67. Quindi noi abbiamo un contributo che va dall'1,67 al 5% a seconda del fatturato mensile medio perduto, a condizione che questo fatturato medio mensile perduto sia superiore al 30%. In termini assoluti? In termini assoluti dipenderà evidentemente molto dalla quantità assoluta di fatturato medio mensile perso, perché più è ampia questa, più applicando a questo delta assoluto una percentuale verrà un contributo più alto. Possiamo presumere che per la maggior parte delle partite IVA piccole a cui faceva riferimento prima il Presidente D'Apozzo, che sono il vero tessuto della nostra microeconomia, gli interventi saranno fra i 2.000, 1.500 e 3.000 euro. Questo dipenderà molto dal tipo di attività, perché chi è stato completamente chiuso confronterà un fatturato 2019 forse ancora attivo con un fatturato 20 vicino allo zero e quindi questo delta sarà importante. Ci saranno altre attività che saranno al limite fra il 25 e il 30%, qualcuno, ovviamente quando si tira una linea c'è qualcuno che sta sopra e qualcuno che sta sotto, però chi ha perso molto vicino al 30%, un 35-40%, se applica questo valore assoluto a una percentuale modesta potrebbe fermarsi a 1.000-2.000 euro di contributo. D'Apozzo, è un meccanismo che può dare veramente una mano alle nostre imprese, all'economia del nostro territorio? Quantitativamente no, come modalità sì, è decisamente diverso da quello con i codici Ateco, che era una complicazione. I codici Ateco sono uno strumento amministrativo, non hanno nulla a che vedere con la vita reale dell'impresa. Peraltro, secondo molti, questo è il decreto con il quale si avvia la riforma dei codici Ateco, quindi assolutamente positivo. Certo. Invece in termini assoluti il suo no è stato molto secco. Beh, il nostro no è secco, il no della nostra confederazione, di Confartigianato, di tutti, perché come è stato ricordato adesso parliamo di 1.000, 2.000, 3.000 euro come media, diciamo che la grande platea sta nel range 100.000, 400.000 come volume da fare. Con questo meccanismo che non va a verificare l'annualità ma alla fine è sulla mensilità, il contributo del 60% si riduce a queste cifre.
Ci auguriamo che comunque, da quello che è stato anche evidenziato sia dal Presidente Draghi che dal Ministro Brunetta, questo sia l'inizio di un meccanismo che dovrebbe proseguire, anche perché il lockdown che stiamo vivendo in queste settimane dovrà essere attenzionato sotto altri provvedimenti a sostegno, nella speranza però che un paese non può vivere continuamente in lockdown. Di sostegni, anche perché i sostegni non fanno mantenere in vita un'economia, le imprese anche col sostegno piccolo-medio sono in grossissima difficoltà, dobbiamo uscire da questa situazione come già ne sono usciti altri paesi come Israele, come ne sta uscendo gli Stati Uniti, non parliamo di quelli del Far East, che in particolar modo la Cina, dove magari si può affrontare un discorso più complesso, però l'economia, quella con i grossi numeri crescita del PIL, è già ripartita in queste aree. Camillotti, torniamo ai sostegni. A questi sono da aggiungere i sostegni varati dalla Regione Friuli. Sì, i sostegni varati dalla Giunta Fedriga e dalla Regione Friuli Venezia Giulia hanno un meccanismo in parte simile, perché anticipando forse il governo Draghi già avevano valutato la media mensile. Sono questa volta dei sostegni legati ai codici Ateco e sono dei sostegni che sono stati valutati dalla Regione stessa che ha emesso il provvedimento sulla base di importi fissi a seconda del codice Ateco, per cui nella domanda che va fatta alla Regione serve solo aver avuto un calo del fatturato. Se io ho il codice Ateco per la gestione di un bar e ho avuto una perdita mensilizzata superiore al 30%, mi spettano 2.000 euro, punto. Devo dire che effettivamente l'intervento fatto dalla Giunta regionale è stato particolarmente significativo. La regione qui mi pare abbia impegnato 22 milioni di euro, che per una regione come la nostra è una cifra davvero significativa. Se ragioniamo di quello che abbiamo appena detto, ossia che per le piccole partite IVA il ristoro nazionale è di circa 1.000-2.000 euro e se pensiamo che per un bar con il decreto Fedriga arriva la stessa cifra dalla Regione, devo dire che la Regione ha davvero puntato molto, forse facendo quel ragionamento a cui Da Pozzo prima accennava, sul fatto che siamo una Regione dalle microimprese che vanno sostenute, microimprese legate molto, perché se scorriamo i codici Ateco del provvedimento Fedriga, legato a quel settore dell'ospitalità a cui accennava prima. Però Camillotti, il suo ragionamento mi porta, se Da Pozzo è d'accordo, a farle una domanda di carattere politico-istituzionale, diciamo così. Gliela faccio in maniera brutale. È stata più brava la Giunta Fedriga o il governo Draghi? Ma non è mio compito dare le pagelle. Detto questo, la Giunta Fedriga, io ho lavorato direttamente su questi provvedimenti con l'assessore Bini, che rinnovo per l'ennesima volta un ringraziamento, ha erogato nel complesso oltre 70 milioni in 3 interventi, nelle modalità che sono state evidenziate, e per una regione che ha un bilancio oggettivamente piccolo rispetto ai grandi numeri è stato uno sforzo molto importante. Sono soldi che sono arrivati e arriveranno questi ultimi in tempi brevi, una modalità molto semplice, quindi un plauso va alla regione. In campo nazionale i numeri sono da brivido, questo è il sono punto. dei numeri che vanno inseriti in un contesto del bilancio del nostro Paese, che sappiamo benissimo ha un bilancio alquanto disastrato. A questo proposito ricordiamo che i 32 miliardi di cui stiamo parlando in questa circostanza sono tutti miliardi presi a debito. Certo. Perché è uno scostamento di bilancio che aggraverà il debito dello Stato. Il deficit si alzerà, il debito dello Stato si alzerà, però si sta alzando in tutti i paesi, si sta alzando in Francia, si sta alzando in Spagna, si alzerà anche nella efficientissima Germania, che sta dimostrando di non azzeccarne una con i vaccini, perché una volta tanto è in coda rispetto agli altri paesi. Non parliamo del bilancio degli Stati Uniti, che hanno messo a disposizione 1.900 miliardi a sostegno dell'economia. Qua proprio mi viene un'altra domanda proprio inevitabile. Whatever it takes.
È stato fatto anche questa volta il motto di Draghi, la domanda per entrambi. Da Pozzo. Certo, ma Draghi è stato un Si poteva toccasana. fare di più. Sì, è stato un toccasana per il Paese, però ci si aspettava soprattutto sull'economia. Lui ha dovuto scontrarsi con il problema sanitario, che in questo momento è prioritario, perché se non usciamo dal tema sanitario non risolviamo il problema dell'economia, e ha dovuto intervenire con l'accetta. Aveva trovato un sistema che faceva acqua da tutte le parti. Non dimentichiamoci che, mi sembra ottobre-novembre, tutti i media, e sui media sarebbe anche da fare un ragionamento, ma non in questa siamo in circostanza, casa di amici media, e tutti enfatizzavano un camioncino che sembrava quello dei gelati che attraversava il Brennero con una scorta, non so quante auto della polizia, che portava qualche cassetta di vaccini. Israele, che è un piccolo paese, ad oggi è tornato nella normalità, senza mascherine e quant'altro, perché ha attivato tutta una serie di processi sia nel reperimento sia nell'organizzazione, per cui il 50% della popolazione è già vaccinata. Gli Stati Uniti a 3 giorni fa avevano vaccinato 121 milioni di persone. Punto. Camillotti, whatever it takes, si poteva fare di più, o questa manovra è forse la prima di una serie di manovre mensili o bimestrali? Allora, non si poteva fare di più tecnicamente, perché, come avete giustamente ricordato, sono 32 miliardi a debito con uno scostamento autorizzato dal Parlamento, quindi l'attuale governo si è trovato un tanto deliberato e su questo ha agito. Il fatto che per la prima volta i contributi, e parliamo solo degli 11 miliardi sulle imprese, siano stati parametrati a mese, fa sperare che ora il governo richieda altre autorizzazioni allo scostamento e a questo mese, a questo contributo, ne seguano altri, sempre col criterio della mensilizzazione. Whatever it takes, secondo me, va visto in un'ottica di lungo periodo, per 2 motivi. Uno, diciamo di medio periodo, perché nel lungo periodo qualcuno ci insegnava che probabilmente nessuno di noi ci sarà. Perfetto, di medio per 2 motivi. La prima l'ha ricordata il Presidente da Pozzo, perché è in atto un'emergenza sanitaria e quindi le priorità va decisamente a risolvere i problemi di questa emergenza. La seconda è che perché non è che uno arriva e perché si chiama Draghi ha la bacchetta magica e risolve tutto quanto. Certamente però per il nostro Stato avere una persona come Draghi alla guida del governo è una polizza di assicurazione sulla vita del nostro Stato che prima mai abbiamo avuto, per la credibilità che egli ha in un contesto internazionale. Quindi questa è la grossa scommessa. La polizza sulla vita invece della nostra emittente è la pubblicità. Ci fermiamo per pochissimi istanti e poi riprenderemo con una domanda. Ce la faranno le imprese del Friuli Venezia Giulia? Decreto sostegni, 11 miliardi che dovrebbero entrare nel sistema economico italiano entro la fine del mese. In Friuli Venezia Giulia i sostegni del governo si aggiungono a quelli della regione, insieme possono dare una boccata di ossigeno al nostro sistema imprenditoriale. Ma al di là dei numeri, al di là della quantità di denaro, quante aziende riusciranno a superare questa fase e soprattutto a ripartire? Da Pozzo. Nella speranza è che la gran parte riescano a tirare avanti in una consapevolezza che se non risolviamo il problema sanitario non torniamo a una pseudo-normalità. Noi in Europa siamo un paese che ha delle caratteristiche tutte sue, l'unico paese che è simile al nostro è la Spagna, che ha un numero di micro-piccole imprese elevatissimo, oltre il 95% delle imprese sono sotto i 9 dipendenti, quindi questo ci dà la dimensione, e sono quelle più esposte in difficoltà, ma anche sono quelle che hanno voglia di reagire appena si riesce ad avere una certezza che si può ripartire. È certo che il lockdown sono un problema, la mancanza dei mercati esteri per una regione come la nostra sono un problema, ma un grosso problema
in questo momento è la necessità di avere delle risorse finanziarie, quindi un accesso al credito. C'è ancora il tema della liquidità. Questo è un grosso tema. Io ho fatto presente proprio qualche giorno fa al Presidente Fedriga che i prossimi interventi, è bene se ci sono ancora a livello regionale degli interventi a sostegno, ma è importante affrontare l'accesso al credito delle piccole imprese, che poi con i parametri che sono rimasti gli stessi ante Covid, la difficoltà su quelle che sono le valutazioni, in virtù anche di un sistema europeo che ci ha creato tutta una serie di problemi, sono per molte imprese di impossibilità ad essere valutate positivamente dal sistema creditizio. Da Pozzo, con un paradosso in Friuli Venezia Giulia, perché mai nella storia di questa regione c'è stata tanta liquidità sui conti correnti delle banche. No, questo a livello nazionale è aumentata, era qualche settimana fa, a 1.700 e rotti miliardi la liquidità non finanziaria, ma la liquidità sui conti correnti. E quindi vuol dire che è soprattutto una grande platea di italiani che non sono stati colpiti da questa crisi, perché il paese è diviso in due. C'è una parte garantita e c'è una parte che invece è, non dico in difficoltà, è in grande sofferenza. Ecco, qui non avendo avuto la possibilità neanche di avere i consumi normali, dei periodi normali, ha risparmiato. Ha risparmiato. E questi denari, se da un lato sono virtuosi perché il risparmio è sempre virtuoso, ma se non vengono messi in circolazione non determinano neanche poi quella in circolazione nelle attività produttive. Sì, ma anche nei consumi, perché alla fine poi il giro è sempre quello, no? E questo è un grosso tema, perché avere delle strutture bancarie che sono piene di soldi e le aziende che sono in dall'altro lato abbiamo un liquidità. sistema imprenditoriale che fa difficoltà, non perché le banche sono cattive, ma anche perché hanno delle regole che sono assurde. Ecco, questo è un grosso tema. Camillotti. Il tema centrale è quello dei consumi. Noi siamo uno Stato che per più del 50% produce reddito di pensione o reddito di lavoro dipendente derivante da strutture pubbliche. Più del 50%. Approfitterei per farti uno spot pubblicitario, perché è una testata di questo gruppo. Comprate il Friuli in edicola fra qualche giorno, dove l'ottimo Rossano Cattivello ha fatto un servizio su questo concetto che il Presidente da Pozzo ha così ben evidenziato prima, perché è davvero paradossale. Crescono i conti correnti perché la gente non può spendere dove? Nei consumi. Io non posso andare in pizzeria a mangiare la pizza, banalizzo per dire di spendere 10 euro, non vado a comprarmi la scarpa, non vado a comprarmi la camicia nuova, non vado in palestra, non vado in piscina, non vado a fare le attività culturali, le attività ludiche, e questi sono i risparmi e sono quello che manca a quelle partite IVA di cui prima abbiamo parlato, è esattamente questo. E la metà dello Stato italiano in termini di contribuzione è rappresentato da cittadini che non hanno, dal punto di vista solo economico, lo sottolineo, avuto danni dalla pandemia. Allora, finora abbiamo detto, decreto sostegni, le imprese per uscire da questa situazione, per ripartire, per rilanciarsi. Decreto sostegni sicuramente, problema finanziario sicuramente, il rilancio dei consumi, ma c'è una quarta leva. Vediamo il cartello numero 5, il fisco. Allora, in questo decreto sostegni, e qui apriremo sicuramente un bel dibattito, viene inserito ancora una volta nel nostro Paese un condono. Camillotti. Allora, con la premessa che sono filosoficamente contrario ai condoni, il cartello 5 è sbagliato perché non si può parlare di condoni. È un'opinione. Sul cartello 5 c'è un'opinione che una volta tanta, come dire, contrappone me e Camillotti. Perfetto. In questo periodo avete sentito parlare a lungo del cosiddetto magazzino dell'Agenzia delle Entrate, ok? È stato positivo che Draghi abbia detto, annunciando questa norma, che questo sarà il veicolo per cominciare una riforma della riscossione in Italia, e questo è il problema fondamentale. Perché non si può chiamare condono questa cosa che è stata
appena emanata col decreto sostegni, perché andiamo a annullare cartelle esattoriali che sono state portate alla riscossione fra il 2000 e il 2010 e parliamo di ruoli, attenzione, non cartelle esattoriali emesse in quel periodo, ma ruoli affidati dall'Agenzia delle Entrate all'Agenzia della Riscossione in quel periodo lì, quindi la cartella può essere anche successiva, questo lo dico tecnicamente perché siccome si guarda la data di emissione della cartella, non importa la data di emissione della cartella esattoriale, ma la data con cui l'Agenzia delle Entrate ha affidato alla riscossione questo credito. È un tecnicismo che magari... Però sottolineiamolo per gli imprenditori, per le partite IVA che ci ascoltano. E perché non è un condono? Allora, innanzitutto perché è dedicato esclusivamente a coloro che hanno solo fino a 30.000 euro di reddito, che siano persone fisiche o che siano attività. Perché ricordiamo che su questo punto c'è stato un grande dibattito politico. Assolutamente. Riguarda le cartelle esattoriali che abbiano fino a un massimo di 5.000 euro e riguarda, come ho detto prima, ruoli che hanno 20 anni. Allora sono andato a cercarmi una statistica. Cos'è questo magazzino dell'Agenzia delle Entrate? Il magazzino dell'Agenzia delle Entrate riguarda tutte quelle pendenze che ogni cittadino o impresa ha nei confronti dello Stato e che non paga. Questo ammontare di cartelle esattoriali in termini di liquidità ammonta a 1.000 miliardi. Su questa cifra però ci sarebbero da fare tante riflessioni. Su 1.000 miliardi, 153 sono riferiti a soggetti falliti, 130 sono soggetti deceduti o imprese chiuse, 123 sono di soggetti nullatenenti, 440 sono di soggetti a cui l'Agenzia delle Entrate ha già fatto un provvedimento per tentare il recupero forzoso. Questo significa che se io sono un buon amministratore della mia azienda, del mio Stato, se ho un credito iscritto in bilancio per un'azienda fallita, lo stralcio quel credito, so che non lo potrò recuperare. Allora, se oggi noi diciamo di buttare a mare i crediti dello Stato che sono stati creati fra il 2000, 22 anni fa, e il 2010, significa che sto buttando a mare qualcosa che so che non recupererò mai, mai. Quindi non è un condono. Il condono è quando, perché si parli di condono, bisogna colpire annualità ancora aperte all'accertamento, in cui il contribuente ancora rischia di subire un accertamento, e gli si dice paga una certa cifra affinché l'Agenzia delle Entrate non metta becco su quelle annualità. Ma qui parliamo di crediti di 20 anni fa, già su cui l'Agenzia delle Entrate ha già provato a riscuotere e non può riscuotere. Quindi non condono, diciamo che si è detto a queste povere persone che stanno sotto i 30.000 euro di reddito non pagare più. In conferenza stampa, come dire, sulla mia posizione c'era anche un certo Mario Draghi che forse qualcosina in fatto di... No. E lo ha detto chiaramente, ma al di là della però... contrapposizione, a me interessa invece il punto di vista delle aziende. La Camera di Commercio è la casa dell'economia. Come vedono le aziende questi provvedimenti fiscali inseriti all'interno del decreto sostegni? Ma come è stato detto, innanzitutto non riguardano solo le aziende, ma riguardano tutti i cittadini. Perché ricordiamoci che se uno non ha pagato negli anni passati, strapassati, il bollo dell'auto, ma anche una multa autostradale, o una multa, finisce lì dentro. Quindi è sbagliato anche l'atteggiamento del sindacato che sembra che sia un favore alle imprese. Questo è un intervento che va ad evidenziare una inefficienza e una iniquità dello Stato. Io ricordo a un convegno... Ma non lo so, della pubblica amministrazione. Sì, vabbè, ok, è della pubblica amministrazione. Io ricordo un convegno di 4-5 anni fa che c'era il Presidente della Corte dei Conti che aveva tenuto una sua relazione in Camera di Commercio. Quando io gli ho posto, noi leggiamo sui media ogni tanto e questo è stato condannato, la Corte dei Conti, 10, 20, 1 milione, 100.000, cifre iperboliche che fanno titoli sui giornali. Poi quanto a un certo punto io gli ho riscuote? chiesto, ma Presidente, quanto è quello che torna nelle case? Realmente è l'1%. Allora ci prendiamo in giro perché poi creiamo tutto un sistema complesso di controlli, mettiamo in angoscia le persone, quando sappiamo benissimo che la capacità di recupero, che molte volte viene anche abbattuta in sede di commissioni, in sede di ricorsi e quant'altro, è completamente diversa. Allora ci vuole una pubblica amministrazione che sia non penalizzante,
io per un cambio di residenza mi sono visto dimenticato di fare una comunicazione all'INAIL di 2 o 3 giorni, mi sono visto ricevere una sanzione che ho pagato di 260 euro per una cosa che non c'entra niente, non c'è né evasione né niente. Abbiamo un sistema che è pazzesco, un sistema che è penalizzante nei confronti delle imprese ma anche dei cittadini e che poi non funziona in quelli che sono le sue fasi di recupero. Quindi o viene messo in discussione questo sistema o altrimenti questi tipi di intervento sono necessari e non sono condoni ogni tot. Io mi auguro il Presidente Draghi, che ha una visione di efficienza e di economia delle cose, cominci con tutte le cose che deve fare in 2 anni anche a prendere in mano il sistema, chiamiamolo della fiscalità, ma qui non è fiscalità, qui È riscossione. è riscossione, esatto. Possiamo dire che è un condono per lo Stato? Secondo me no, perché rimane sempre da spiegare a quelli che hanno pagato regolarmente le tasse, le cartelle, perché poi loro le hanno pagate e gli altri no. Come il presidente da Pozzo, i 260 euro li ha pagati, probabilmente se non li avesse pagati, fra 10 anni avrebbe avuto una rottamazione, un condono, un saldo e stralcio. Sì, però vediamo a monte l'equità del rapporto fra una cosa è evadere le tasse e quella giustamente va perseguita. Abbiamo una miriade, io vedo anche in Camera di Commercio, ci sono delle possibilità di cadere in sanzioni che sono ampissime e che molte volte non hanno nulla a che vedere con la volontà di non pagare o di evadere, ma sono oltretutto eccessive anche nelle quantità. Assolutamente. Ci fermiamo ancora per pochi istanti, riprenderemo il nostro ragionamento sul decreto sostegni ponendoci 2 domande: se ci sono slittamenti di date per i pagamenti e se veramente è stato avviato un processo di semplificazione. Ci siamo chiesti nel decreto sostegni, 44 articoli, centinaia di pagine. Camillotti, è stato avviato o no il processo tanto auspicato di semplificazione delle norme? No, questo sicuramente non è stato avviato e, come dicevamo prima, è una delle priorità di questo governo, certamente non adesso, perché non c'è il necessario tempo per calare a terra delle semplificazioni che davvero dovrebbero riguardare l'intero apparato normativo e burocratico del nostro Stato. Mi piaceva ricordare qualche altro tema legato al decreto sostegni e mi riferisco in particolare, senza entrare nel dettaglio, alla cifra di 2.400 euro che spetterà ai cosiddetti lavoratori stagionali, cioè coloro che erano impiegati con contratto a tempo determinato nelle attività legate al mondo del turismo. Stessa sorte ai lavoratori del mondo dello sport, con dei contributi che vanno da 1.200 a 3.600 euro a seconda della loro condizione lavorativa. Non abbiamo il tempo per entrare nei dettagli, ma diamo l'input a questi 2 tipi di lavoratori, gli stagionali e gli sportivi. Ricordiamo che è stato prorogato di 3 mensilità il cosiddetto reddito di emergenza, che è quel reddito nato proprio figlio della pandemia, che ha tutto un quoziente particolare nei meccanismi di calcolo legato all'ISEE e che permetterà di poter essere fruito ancora per 3 mesi per quelle famiglie particolarmente disagiate in termini di reddito. Ricordiamo invece, a proposito e tornando sulla parola condono, a ricordare che per quel che riguarda i cosiddetti avvisi bonari, che sono quegli avvisi che l'Agenzia delle Entrate emette nei confronti dei contribuenti, qui è una norma dedicata solo alle partite IVA, solo per gli anni 2017 e 2018. Abbiamo scherzato, mettiamo il cartello numero 7. Perfetto. Vada avanti Camillotti. Quindi qui sì ci sarà una sorta di sanatoria. Il contribuente partita IVA che ha
avuto un calo di almeno il 30% del fatturato, si vedrà formulata una proposta da parte dell'Agenzia delle Entrate, quindi non dovrà essere lui ad attivarsi, ma sarà l'Agenzia che si attiva, e gli proporrà una chiusura agevolata di questi avvisi bonari, dove tendenzialmente verrà richiesto al contribuente di pagare solo le imposte, quindi non si tratta di un condono, ma togliendo da questo avviso bonario sanzioni e interessi, che va nell'ottica, di che diceva prima il dottor D'Apozzo, del fatto di dire siamo in un momento di difficoltà finanziaria, non ti condono l'imposta, quella me la devi dare, ma non ti applico sanzioni e interessi. Lei ne ha citati 5 o 6, ma ce ne sono ancora altre, ci sono ancora altre agevolazioni, per esempio il rinvio dei pagamenti, la sospensione dei pagamenti delle tasse per l'occupazione del suolo pubblico per quanto riguarda tavolini dei bar e dei ristoranti, c'è lo sconto sui contributi dei professionisti e degli autonomi per le casse di previdenza. Ci sono inoltre agevolazioni per la montagna, ricordiamolo che fra le altre norme in questo decreto c'è anche la proroga della scadenza del contratto dei navigator, che avranno peraltro una posizione privilegiata poi nell'accesso ai concorsi pubblici. C'è tanta roba. Sì, la questione dei navigator è meglio che non la affrontiamo, perché questo ma solo per ricordare che ci sono tantissime norme. Sì, ci sono tante norme, ognuno, cioè è un decreto veramente molto ampio che va a spalmare i 32 miliardi che abbiamo detto prima. 11 sono al mondo delle imprese, 8 sono al mondo del lavoro, di cui parleremo fra un poco, se vuole lo diciamo subito. No, perché diciamo do una dopo, domanda per anche, D'Apozzo. Okay. D'Apozzo, tante misure, c'è una visione, non valeva la pena concentrarle e evitare questa pioggia di agevolazioni così numerose che è difficile finanche individuarle ed elencarle? È difficile perché la caratteristica socio-economica del nostro Paese è molto diversa da settore a settore, da territorio a territorio. E poi sappiamo benissimo che nel nostro Paese poi ci sono le lobby di tutti i settori che giustamente portano avanti le loro istanze, quindi c'è una miriade di richieste, di interventi da quelle che sono il mondo del lavoro, a quelle che sono il mondo delle imprese, a quelle che sono il mondo della scuola, non abbiamo parlato ma c'è il tema della scuola, e quindi riuscire in questa fase a cercare di dare, anche se magari come è successo per le imprese, una risposta anche se insufficiente, io ritengo che sia corretta. È chiaro che non si può andare avanti all'infinito. Questo è il punto. Quindi già anche il Ministro delle Finanze ha detto sì, dobbiamo cominciare a ragionare in termini di ripresa, ma la ripresa, ribadisco, se non si risolve il problema sanitario non ci sarà, perché non nascondiamoci dietro un dito, ma quello che vediamo all'esterno del nostro Paese è che sono ripartiti e stanno ripartendo quelli che hanno affrontato in maniera seria e in parte risolutiva il problema sanitario. Dobbiamo arrivare vivi al momento della ripresa. Per il mondo del lavoro, in questo decreto, Camillotti, che cosa c'è? Ma c'è un rifinanziamento, come dicevamo prima, del reddito di cittadinanza, che è un altro sostegno non al mondo del lavoro, ma a chi purtroppo il lavoro non ce l'ha, ma soprattutto è stata rifinanziata la cassa integrazione, che era in scadenza al 31/3 ed è stata portata al 30/6 per la cassa integrazione in deroga, mentre la cassa integrazione ordinaria, che scadeva al 30/6, è stata prorogata fino al 31/12. Questo provvedimento fa il pari con un provvedimento che è legato evidentemente a questa erogazione di contributi da parte dello Stato, al blocco dei licenziamenti, che era originariamente previsto fino al 30/6, viene prorogato fino al 30/6 o fino al 30 di ottobre, a seconda del tipo di cassa integrazione a cui l'azienda decide di attingere. Quindi, D'Apozzo. Sicuramente la cassa integrazione serve perché il mondo della produzione in questo momento sta vivendo una fase difficilissima, ma il blocco dei licenziamenti, qual è la sua opinione? Non pensa che prorogare il blocco dei licenziamenti ritardi la ristrutturazione delle aziende che così saranno meno pronte al momento della ripartenza? Dobbiamo dividere in due parti. Uno sono le aziende in grave difficoltà, quindi le conosciamo benissimo, le filiere che sono più colpite,
dove un supporto più forte ai lavoratori, chiaramente a carico, che poi non è un carico al 100%, ma è perché una parte comunque se l'assume l'impresa. Io dico che è anche corretta, però c'è una grandissima platea di imprese, soprattutto parliamo del settore manifatturiero, ma parliamo anche di alcuni settori di distribuzione, pensiamo ai settori farmaceutici, settori quelli che stanno andando bene, che hanno non il meno ma hanno il più davanti ai loro numeri, che a questo punto dovrebbero essere, diciamo, ritornare alla normalità. Non voglio usare termini che potrebbero essere poi così oggetto di una mala interpretazione. Tornare alla normalità, e nella normalità il mercato del lavoro è un mercato dinamico dove ci sono delle ristrutturazioni delle aziende con dei contenimenti, ma anche delle ristrutturazioni con degli aumenti dell'organico. Quindi in effetti è un tema che bisogna cominciare ad affrontarlo, e chiaramente le associazioni datoriali con i sindacati devono considerare che in questo momento la platea delle imprese può essere divisa in due, fra quelle che sono in grande difficoltà, ma anche quelle che stanno reggendo e che stanno ricominciando ad esportare, ad avere una loro intensità produttiva, e quindi valutare questo doppio binario anche per quello che riguarda, diciamo, il blocco, tra virgolette, dei licenziamenti, che è un termine molto brutto perché è corretto, è corretto, però ecco, si mette il lavoratore in una condizione su un termine che non è solo ristrutturazione, vuol dire sia in termini negativi ma anche positivi. Certo, Camillotti. Su questo una riforma strutturale importante servirebbe sul tema del mercato del lavoro, tanto per la flessibilità in entrata quanto per la flessibilità in uscita. Cioè, voglio dire che in questo momento di ristrutturazione, dove molto probabilmente tante imprese non sanno dove poter andare, dovrebbe essere consentito un momento straordinario, evidentemente che non deve essere a regime, ma di flessibilità tanto all'ingresso quanto all'uscita, perché io posso impegnarmi come imprenditore ad assumere qualcuno, ma devo avere la possibilità, visto che sto navigando a vista, di tenere questa persona 3 mesi e poi lasciarla a casa. Da Pozzo, quanto forte è questa domanda di flessibilità nel nostro tessuto economico, nel nostro tessuto produttivo? Molto, soprattutto in una regione a vocazione turistica come la nostra, dove sappiamo benissimo che ci sono le stagionalità, ci sono i periodi, ci sono le località, e quindi il grosso del turnover, che comunque ha sempre dato possibilità di posti di lavoro, e voglio ricordare che nel settore dell'ospitalità soprattutto la manodopera o i lavoratori femminili, donne e giovani, sono la gran parte di questo tessuto lavorativo. È uno dei settori tipici che richiede flessibilità, perché proprio non ha una caratteristica di una programmazione strutturata rigidamente. Esatto. Posso fare un esempio molto brevemente. Il mondo della farmacia, che non è stato toccato in modo pesante, non esiste per il mondo della farmacia, e parlo di quelle farmacie che lavorano nelle località turistiche, la possibilità di improntare dei contratti di lavoro a termine per aprire il dispensario estivo. Cioè, è una cosa inconcepibile, qualcuno che vorrebbe far lavorare e non riesce a trovare un sistema efficiente. C'è il lavoratore che vorrebbe un contratto per 3 mesi, l'imprenditore che vorrebbe darglielo per 3 mesi, e non c'è la possibilità di trovare un incontro legale, legislativo, giuslavoristico per fare questa cosa in modo perfetto. Queste sono quelle resistenze che dobbiamo vincere per dare fiato al mercato del lavoro. Su questa annotazione di D'Apozzo e Camillotti sulla necessità di flessibilità, che non è stata inserita nel decreto, forse speriamo di trovarla in futuro, chiudiamo questa nostra analisi sul decreto sostegni, nel quale come sempre ci sono luci ed ombre. Mi sembra di poter dire che almeno un punto positivo ci sia. Pare, non è sicuro, ma fortemente probabile che questa volta i soldi, pochi, forse troppo pochi,
arriveranno e arriveranno in tempi brevi, forse anche qualche settimana, sui conti correnti delle aziende, comprese quelle del Friuli Venezia Giulia. Grazie al dottor D'Apozzo, grazie al dottor Camillotti e appuntamento alla prossima puntata. Grazie a voi. La trasmissione è stata offerta da Corpo Vigili Notturni. Il tuo partner per la sicurezza.